Stadio Generale Gaeta di Enna, secondo turno il campionato di eccellenza siciliana per il girone B. Le ambizioni dell'Enna di mister Utro cozzano con l'orgoglio del Mazzarrone. 4-3-2-1, questo l'abito scelto dal tecnico gialloverde che schiera di fronte a Sienco, Santonocito, Cannino, Zappalà e Rallo in mediana, spazio a Gio Pedro, Sessa e Boscaglia alla sua prima da titolare. Duetto di mezze punte composto da Cocimano e Vitelli. Ad assistere Arquen. Dirige l'incontro il signor Giovanni Marco Arena nella sezione di Palermo, coadiuvato da Luigi Pirozzo e Marco Garofalo, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Enzo Falli possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Gremito il generale Gaeta in ogni ordine di posto per questo esordio casalingo. Al sesto minuto di gioco sfonda dalla sinistra Vitelli, cross dentro per Sessa che prova il collo esterno destro parato da Pandolfo. Inizio arrembante dell'Enna che ci riprova al 12esimo, il corner di Cocimano sul quale svetta Cannino, non inquadra lo specchio e la porta. Un minuto più tardi Cocimano per Cannino, lo stesso Turi Cocimano a chiudere il triangolo a pochi metri alla porta di Pandolfo, non riesce a inquadrare il bersaglio grosso, non ci sta a fare da sparring partner il Mazzarrone con Boyang che lascia sul posto Rallo, sfonda a destra, mettendo un cross potente. Diallo si ritrova il pallone lì per caso, non riesce a deviare da pochi passi in rete. Al 25esimo sventagliata parabolica di Puglisi, sempre per Boyang che lascia sul posto Rallo, questa volta fa tutto da solo, si esalta Sienco che salva, porta e risultato 32esimo. Si deve guardare anche dal tentativo dai 22 metri di Anastasio, vola l'estremo difensore gialloverde, costretto agli straordinari in questa fase della gara. L'Enna però è cinico come un serpente. Sessa cerca Arquen, trova Vitelli che si impossessa del pallone, serve la corrente Cocimano che apre il piattone e trova l'incrocio dei pali per il vantaggio giallo-verde. Segna sempre Turi Cocimano, tutti ad abbracciare il numero 10 capitano che sblocca il parziale al generale Gaeta e va anche in archivio la prima frazione di gioco, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Enzo Falli possiamo passare a raccontarvi del film della ripresa che si apre sul falsariga della prima frazione. Palla lunga per Arquen che duetta con Vitelli, apparecchia l'11, il 9 stoppa e deposita in rete per la prima rete con la maglia dell'Enna. 2-0, spietata la compagine di mister Salvatore Utro che mette così in ghiaccio la partita. Pochi minuti più tardi costretto ad alzare bandiera bianca a Cocimano per un risentimento muscolare. Al suo posto dentro Cristiano, standing ovation per il numero 10 e capitano nel tabellino dei marcatori anche quest'oggi. Enna pericolosa al 65esimo con Sessa che prende il fondo velo del neoentrato Cristiano a favorire la conclusione di Gio Pedro, larga di un metro circa. Al 67esimo occasionissima per il Mazzarrone sul taglio profondo di Figuera, buco di Zappalà che sparanca l'orizzonte al numero 15 ospite. Ancora una volta decisivo Sienco e con l'ausilio del palo salva il risultato. Mazzarrone che con orgoglio prova a rientrare in partita. Al 70esimo termina la partita di Vitelli, standing ovation anche per lui, autore di 2 assist. Al suo posto l'esordio stagionale di Randis. 72esimo Mazzarrone duro a morire che troverebbe anche la rete del 2-1 con il tapin di Campanella dopo il primo tentativo di Boyang neutralizzato da Sienco. Tutto fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente. 10 minuti più tardi seconda rete annullata di giornata, questa volta ineccepibile la chiamata dell'assistente sul tentativo di Boyang. Conte si trova sulla traiettoria nel finale scampoli di gara anche per Orazio Urso che rileva al minuto 86 Rallo. Non c'è più tempo però al generale Gaeta, solo la standing ovation di Arquen. Al suo posto dentro tosto, triplice fischio del direttore di gara. L'Enna archivia la pratica Mazzarrone per 2-0 grazie alle marcature, una per tempo di Cocimano e Arquen, e sale a 6 punti in classifica con 3 reti realizzate, 0 subite, e va a prendersi l'applauso meritato dei propri tifosi. E noi vi lasciamo con questa doppia ola dei calciatori gialloverdi. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.